Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora c'è un video diventato virale in rete che è un piccolo trattato sociologico, un capolavoro di antropologia culturale, una fotografia insuperata dello spirito dei tempi. Ci riferiamo al video con tanto di ballo sexy di 2 attiviste della flottiglia, che appunto è diventato virale sui social, è stato ripreso anche da molti giornali, dove si vedono appunto 2 giovani attiviste che indossano la keffia d'ordinanza, quindi hanno sostanzialmente coperto il volto, ma hanno la pancia e l'addome completamente scoperto, le braccia scoperte e si dilettano in una danza sinuosa e anche esplicitamente sexy, per chiedere la liberazione di Saif Aboukhezek e Tiago Avila, i 2 capoccia della flottiglia che sono trattenuti in Israele, trattenimento confermato per alcuni giorni, perché le autorità israeliane li accusano niente meno che di essere collegati ad Hamas o addirittura organici ad Hamas, o di ricevere finanziamenti, di essere eterodiretti da Hamas, e quindi di fare tecnicamente il gioco del nemico in uno scenario di guerra, laddove il nemico tra l'altro non è un esercito regolare ma una banda terrorista nazi-islamica. Queste comunque sono le accuse delle autorità israeliane, che in Israele, essendo una democrazia, uno stato di diritto, a differenza dei paesi che lo circondano, andranno dimostrate, quindi è tutt'altro paio di maniche. Non ci sono invece, non sono avvistate maniche appunto nel balletto sexy delle attiviste per Gaza, perché appunto avevano questa surreale mise per cui la keffia per riprendere lo stilema dei miliziani, come li chiamano loro, o terroristi come li chiamiamo noi di Hamas, ma per il resto sembravano invece delle cubiste di una discoteca occidentale, detto con tutto il nostro approccio liberale, filo-occidentale e per nulla giudicante. Anzi, qual è il problema? Il problema è che le 2 attiviste potrebbero fermarsi un secondo a riflettere sul fatto che questa scena, questo balletto postato, rimbalzato ovunque, loro l'avrebbero potuta tenere nello Stato che odiano tanto, nello Stato orrendo, genocida, che vorrebbero cancellare dalla faccia della terra, perché quando invece che balli sexy cantano dal fiume al mare, quello intendono, la cancellazione dello Stato degli ebrei, ma questo siparietto lo potrebbero per fortuna tenere nell'odiatissimo Israele. E le cose sarebbero invece un po' diverse per loro nell'amatissima striscia di Gaza sotto il dominio dell'amatissima Hamas. Prendiamo solo le contraddizioni più macroscopiche. Esponendo le braccia e l'addome, ovviamente violerebbero qualsiasi norma sulla pubblica decenza, e non in senso generico, ma sono proprio norme imposte nella Gaza di Hamas dal Ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio, perché gli idoli dei progressisti nostrani sono questi signori che hanno il Ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio, e verificano, diciamo, l'islamicamente corretto dell'abbigliamento delle loro donne. Le autorità locali infatti impongono che le donne indossino abiti larghi e coprenti, che non è certo il caso in questione, come l'hijab o l'abaya, in ogni spazio pubblico. Ma poi ci sarebbe un problema a monte addirittura. Eh sì, perché il ballo e la musica nella striscia di Gaza sotto il dominio islamista di Hamas sono tecnicamente classificati come haram, cioè peccato, quindi è proprio proibiti da un punto di vista religioso e quindi ipso facto legale, perché nella striscia di Gaza di Hamas vige la Sharia e quindi il peccato è ipso facto reato. Sarebbero probabilmente fermate per comportamenti immorali o per aver partecipato a spettacoli misti, peraltro, perché ovviamente era pieno di attivisti uomini che si godevano legittimamente lo spettacolo, senza autorizzazione.
Ora potremmo andare avanti e sezionare ogni fotogramma del balletto per dimostrarne l'impraticabilità, nella striscia di Gaza di Hamas, sotto il Libano, sotto le parti di Libano egemonizzate da Hezbollah, nell'Iran degli Ayatollah, a maggior ragione purtroppo queste ragazze verrebbero come minimo sequestrate e torturate come minimo. Ma cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che questo balletto, nella sua semplicità e anche un po' sembra da un certo punto di vista una scena di una commedia all'italiana, ma in realtà è uno specchio potente dei tempi. Ci fa capire cos'è esattamente il terzo mondismo ultra pro-pal, che esprime mondi come quello della flottiglia. Un vizio, un vezzo, una posa tutta occidentale, di privilegiati occidentali, che si dedicano allegramente a sputare sulla propria civiltà, su quell'atomo che rappresenta la propria civiltà nel polverone mediorientale, cioè lo Stato di Israele, che mimano parole d'ordine, atteggiamenti, anche vestiario, vedi la kefia, degli islamisti, mentre però hanno la pancia scoperta e fanno il balletto sexy. È un controsenso plastico, che vedi nelle foto, vedi nei corpi, che non potrebbero presentarsi in quel modo in nessun lembo di terra amministrato dai loro idoli, cioè dai tagliagole islamisti. Care ragazze, quel balletto lo potreste fare in Israele, non nella Gaza di Hamas, non nell'Iran degli Ayatollah, né in nessun altro paradiso islamista. Forse dovreste fermarvi tra un ballo e altri diletti. Le autorità israeliane dicono di aver reperito a bordo della flottiglia preservativi e droga, insomma, tra un festino e l'altro, per carità sempre da liberali, dovreste fermarvi un secondo a riflettere sul fatto che rappresentate fisicamente una contraddizione smaccata. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.